totus, ebbene, agattados a questa puntata de Historias, ue questionamos de esas cosas que non paren de importu e po comprendere sa Sardigna su tempur de oe. Oe amos su viagare manu de questionare de impresa, de su tempur venidore, de sa televisione e de sa comunicazione, con un amico, con un imprenditore che ha d'idea sempre in noas. Torro grazie a Tore Cupeddu. Grazie a voi, Zatteros. Tore, Seneghesu, in Castello, da anni triballi sul mondo della comunicazione, e soprattutto se prima e tutto se sono bardiano della lingua e della cultura sarda. Tu sei sconosciuto me e ad un modo, innanzi di cominciare a cercare di conoscere un po' un mensus e di contare un po' questa storia tua. O sei stato pesato e quali sono gli studi che hai fatto? Un po' presentali. Io sono nato e cresco in Svizzera intanto. Ho vissuto in Svizzera sui primi 2 anni della vita mia. Io sono nato nel 75 e sono arrivato fino a fine del 76 in Svizzera. Sono tornato in Sardegna, che babbo arrivava a 40 anni, deo che tenia stata di tenere, sorella mia, zai tenia da 4 anni, non do scherzo a pesare fino a mezzo in Svizzera, mi pare troppo male. Poi narrata che a Savini non tornai a Bruso secondo esso e quindi ha deciso di tornare a Bidda a Seneghe, quindi ho fatto a media in Bidda e poi a superiore signor Stein ho fatto l'istituto d'arte adesso sono perito ceramista, però mamma mi narra che adesso nasco con una valigia e a Sieste da posti del suo diploma devo tenere bisogno di vigare d'oraria e quindi sono partito in Germania con il suo disegno di fare scuola di cinema sa Hochschule für Film und Technik, che è la scuola superiore del cinema del Monaco de Baviera. Però fui troppo pizzoccheddu e quindi quando si arriva in segreteria, secondo me avevo convinto che quando si arriva a Monaco, arriva in Gunsi, presentai sul modulo e entrai io. E invece la signora mi ha detto, lei è troppo giovane. In tedesco mi danno, si sente jung. Non ho fatto ancora esperienza, non ho mai riballare sul mondo del cinema, tese volontà, ma no che non basta. Cioè, vonarre Cinziaca Torrini, Edoardo Winsper e altri che hanno fatto questa scuola, hanno fatto posti della laurea e quindi hanno fatto un percorso di studio e fino di formazione sul mondo del cinema. E quindi, come ti ha fatto? Mi chiedo un radomo, vedi questo disespero. E siamo a Monaco di Baviera un anno in treno e mi sono iscritto all'università a studiare su tedesco. Ho fatto un anno in Guinzi, però triballai io di notte in un ristorante e poi vi una comparsa in set cinematografico del poliziesco tedesco. Mi viene sempre su siciliano. E a posto di un anno, basta, cioè pesa io 20 kg, so triballai io di notte per poter porre di studiare di IA. E sono tornato in Sardegna, mi sono iscritto in filosofia, all'Università di Castello. Però poi io a frequentare Monaco e quindi un pago in Monaco e un pago in Castello, faccio la tesi dopo fatta in Monaco di Baviera, la tesi laurea. E a posto di questa laurea sono stato 2 anni in Torino, e poi ho fatto un master in tecnica della narrazione per il cinema e per la TV. E in cui ho fatto questa formazione mia su chi faccio è stata fatta più che tutto in questi 2 anni in Guisi. E quindi con un po' vita mia fu dell'ompia esaura a Torino e triballaiada e ho deciso di tornare in Sardegna. Sul primo 7 mesi mi chiedo suicidare, non sapevo triballo, tutto su cui fregavo mi pareva fulliao, mandai un curriculum e non rispondi a Nemoso. Iniziando noi bessio su un concorso su Fizza all'Imba Sarda da San Lorenzo di Staisi. Ho partecipato, ho vinto. E quindi ho fatto 2 anni in suffizio di Oristaisi e ho fatto su un'ibrachia. La passione mia è sempre stata sul cinema, sulla televisione e sulla lingua sarda. Ora posso narrare che a fine di questo percorso, che forse questo percorso non è mai ancora incominciato, queste 2 cose sono attuate a pare e come all'ovata fa parte della vita mia. E entrando in conto proprio di lingua sarda, tu sei stato basato in lingua sarda. Come hai pensato che questo poteva essere un po' usando la tua vincere su triballo? Pensai che sarebbe dopo su triballo. Devo parlare di una cosa. In Sosanno dell'università, a differenza del metas amigos che denso, come Francesco Bacchi e altri che funti su università che hanno di voi Deo non ha
esplorare subito un ideale politico e una coscienza identitaria e politica. Ha sempre dentro questa idea mia, però non è che voi uno di gusto da prima linea. Poi non discute sul serio, con su tempo, più che tutto quando fu in Torino, incominciato a ragionare sempre di Bruso su questa storia della Sardegna, su de Itaseus, Chiaseus, e poi sono finite questa lettura schivaise, no? Che incomincia a porre in conto, e ponendo in conto questa lettura è inevitabile che fine si formi una coscienza di un certo tipo. Quindi con Sallimba, su questione di Sallimba per me può essere contata in due maniere. Da una con suffizia lingua sarda non può guerrare possa lingua sarda, da può guerrare su diritto del suo popolo sardo, come del suo popolo di minoria di tutto il mondo, a imparare a lingua solo. Questo è sto conto. Poi certo, guerra sposta la lingua tua, poi che sia di standard, poi questo e quest'altro. Ma prima di tutto è una questione politica e sociale. Cioè, noi teniamo il diritto di imparare la lingua nostra. E non è una questione di utilità. Poi sia una cosa utile o non è utile, e sarà se poi da tutto in cinese, che su cinese sono tutto di bruso. Cosa che narra da Vincenzo Sabonani e Gianfranco Vintori. Noi si poi da la lingua sarda, che è la lingua nostra, e dove fare con preghiera e con orgoglio. Ti narro una cosa che poi può essere un arresuamento. Quando ho fatto questa diretta di Sant'Efese nel 2021, un montone di commenti finché questa pagina di Elia che fa la carriera di questa pagina di Facebook, ma non vi vergognate, è ora di smetterla con questa lingua sarda. Parliamo in italiano, ma l'avete capito che lo streaming è internazionale? Cioè, su scommetto su conti gusto, su dritto vato e meta, ma deve fare ancora deve fare il meta. Sì. Entrando proprio in questo conto, ue vinidi, ue convinza da come narrare sa responsabilità della gente, del suo popolo, e i vinidi e convinza che questa è la politica secondo te. Cioè, a me mi pare pure che finché questa classe politica che teniamo, che abbiamo, non fatta una battaglia convinta per la lingua sarda. È una cosa che potete andare quando si fa questa selezione, se non lamentiamo per la diesa Sardegna, poi tra 2 o 3 diesi e poi non ne questione. Tu te ne pensi? E penso una cosa. Noi in questi ultimi anni, ma anche a mano eretta, noi esprimiamo classe politica intelligente in nessuna zenia, cioè proprio non si deve fatta, e non si deve fare se si chiede di Asi. Poi questa generazione non sa, chi sono entrando, giunta questa fotocopia di chi è a posto, è inutile, cioè di che è proprio una rivoluzione culturale, gente che è visto sul mondo, che conosca questa dinamica sociale del suo mondo e che a questa stessa maniera tenza da san rispetto per la dignità del suo luogo in questa campata. Cioè noi siamo su punto che teniamo una classe politica che pensa da che è internazionale sia della che italiana. Noi teniamo una classe politica che non tede, cosa attuale, tede una legge approvata nel 2018. Bella o mara che sia questa legge, applicata, fai di tutto da applicare. Mi do da conto la storia di Melis, suo presidente Melis. Ma non riesco che canto su dischi che l'ultima dia che Mario Melis sul presidente ha questa votazione a legge con la lingua sarda sono anni 80 è tanta bocciata, cioè tu vota sa contro su una legge con la lingua sarda sono anni 80, cioè i franchi tiratori contro la legge con la lingua sarda e da punti di mente Calleste di Moria torno a cose che hanno me da volta si finse Peppe Corongio con Peppe me da sposa si brigava, non sono d'accordo, però Peppe ha insertato medas cose in questo anno. Una delle cose che ha insertato di Brusu, a parte sul concetto dell'orientalismo, che è questa cosa che torna a meda, è sul fatto che a Savini si entrata del sardo in sa classe dirigente causa da una rivoluzione di fatto, cioè è una specie di spoil system. Okay. E quindi chi ha come pensa, cioè sul fatto è che non si dai questa cosa la facciamo per la lingua sarda,
ma facciamolo anche per la cultura, perché così magari non siamo costretti a fare proprio tutto in sardo, e magari parliamo anche delle launeddas e dei pifferi. Cioè, sa chi stiamo este? Che questa cosa che era piegata dessa scuola è fatta entrare in questa società con un atto di imperio, un minimo di atto di imperio. Cioè non può essere dell'assau a su primo che non ha mai conosciuto nulla, che ha sempre visto in Italia, però vabbè, io per mio figlio preferisco che parli in inglese, e poi a zoomare alla italiano. Cioè, che caso di pone in conto tutte queste cose, da disizzare, da conto me, da triballare meta di uso su questo inglese, meta di uso in modo che la gente conosca la lingua bene, non tanto buonare de yes I am, e chi però comprenda da questa lingua che numera da tutte queste cose se vuoi vivere un noisi, è sa base. Noi siamo stati figlio che andare a mare vintau, noi scritta a grenare mare vintau. Cioè, scusa questa questione, quando si su dice noi si manca un rusatera che da podere, noi siamo in questa fase, e questa conseguenza è politica, sociale, ma anche ambientale. Poi questa gente che non conosce sul luogo può vivere, non conosce questa lingua, non conosce nulla, non da rispetta. Se no, se uno di stimare sa lingua, sa terra e sul luogo suo, noi avremmo tutte queste strade de alliga e noi abbiamo pensato di rovinare e avvelenare tutto sul luogo. Invece si usa di asi, non è che non si merisi in domo nostra, non si merisi di noi se tutto che non si merisi del domo nostra. E scusa questa questione, questa questione di piegare l'ussenza del suo fatto, che noi si da potevo fare, però di peso partiti un pago largo, non pensate di aver fatto già su diritto nostro con si scolarizzazione italiana e scrivendo 4 fuedos in inglese vi causa di un libretto di scuola elementare. È questa questione che devi fare a fondo e devi fare partiti con un insegnamento di coscienza a sospizzocchetti, che comprendono che vuoi vivere, che stimano sul luogo che vuoi vivere. Un altro tretto, di questo argomento è la televisione, la comunicazione. Tu hai fatto meda, tenese due media e la TV sa degni 2024. E contanos de ambarduos, come funziona, come te derbeda questa idea? Ma tanto da parlare da dopo ho cominciato a lavorare in televisione sul 2004 in TCS. Poi morega Paolo Carboni, un pare mio, figlio di una trasmissione con Peppe Corongio. Poi Peppe fu diventato dirigente e quindi non poteva fare ambedue queste cose, e quindi fretta e furia cliccavo su una persona che voleva sostituire Peppe Corongio, e quindi anche cliccava a Mimmi. E tengo innanzi si lavorava in TCS e vinse sul 2000 Bartoli, de anno dopo fatto questa trasmissione in sardo, e poi con pinze scusa di videolina. Però a un certo punto è Sarrai, un po' in Sarrai con Bacchisio Bandino e Giovanni Sanna. E te succede che già sul 2007 dopo cominciavo a proporre a Telecom Smeralda di fare un canale tutto in sardo. Sicuramente che su Digitale Terrestre, quando è entrato sul 2007-2008, ha fatto da moltiplicare sul canale, ha introdotto su MUX di Telecom Smeralda, da 7 canali, 8 canali. Su MUX di Vidolina altrettanto, su MUX di Sardegna 1 altrettanto, cioè ogni canale che conoscevo come canale principale, mi da altri minores, posto in su numero tipo su Polar TCS su Dreghi, 100 Treghi, 200 Treghi, 300 Treghi, 400 Treghi, a multipli di 100. Ma voi non fai su canale tutto in sardo? A regole tutta questa gente che fa cose in sardo e che da volevo sempre gusto. A Savinita Sreviti, una redazione mini che serve sul materiale, un minimo di coordinamento, canichi produzione no, ma a questo punto si spera che state fai produziti a tutto su. Che è questa rivoluzione della legge 22, cioè faccio già su in ago, vai trasmissione a chi adesso codice a tecco, non a chi adesso antenna. Questo vuol dire suo obiettivo è del fatto. Ma questo sono ignorante, no, ma non si rivede nulla, ma non mai, ma è mezzo di asi. In suo canale generalista, ogni avanti, visti una trasmissione in sardo. Sul fatto è che però questa trasmissione in sardo, che i sardi sono finanziati dalla legge 26, sono come a riserva indiana.
30 puntate di quarta ora in 2 anni, che sta diventa. E poi replicas, e poi sempre tutto fatto a risparmio, quindi su Brusu, Vunti intervistas, giornalista microfono, monocamera, cioè esteticamente si deve pensare a Fizzo Meuso, a sughibiente in televisione, cioè lui se stai partendo con questi svantaggi hai fatto una cosa de grisai dal punto di vista estetico, cioè fai di schifo, chi se ne importa, poi andare a casa uno che ti fa un'intervista interessante, non so altro sono sul voto a perdere, cioè solo può prenare su canale. Può che da sfatto. Oh. E quindi dopo insisti, pensa che su 2000 Bartodichi Susanno primo hai allegato di questa cosa con questo su Desardex e dai io a Carlo Mancosu che è far del mio, del suo coro, e dopo no, Carlo tengo questa idea, devo di Peppe Mrajan, Littera, eccetera. Voi sapete se un circuito di azienda, tengo idea di questa cosa, poi tengo due sparisi. E a Salvini questo canale diventa una specie di public company, cioè sa televisione di questa azienda, ma in sardo, quindi fai una cosa proprio più rivoluzionaria. Questo so, Carlo si sta macchiando e Parisi fa iscritto questo progetto e su 2000 Bartodi, su primo d'Augusto e su 2000 Bartodi si sono andato sul notaio e si sono diventati soci Deo e Sardex in suo progetto EIA TV. Poi Sardex è cresciuto, è cambiato, è diventato un'azienda meta differente da come avuti quando dopo venuto ai gusto, su punti il nome di San Nonna di Gabriele, cosa Mazzullimò, è avuto una cosa de Ommo, de Vizzoccheddo, sono noi, sì, no, ormai passato un po' di tempo, 6 anni, ma di questa cosa si individuata dal 2010, quindi sono passato 11 anni. In 2018 ha comprato la scuola e ha pubblicato EIA TV come appartenente a Mimmi. Poi ha fatto, quando ha cominciato a lavorare bene con Ottavio Nieddu e con Paolo, con Sassozio Babel, eccetera. E io pensavo, ma voi hanno piccato su un canale Pedeuso a Sardegna 1, con che idea di un montone di canale, si è indizzato uno, pagavo l'affitto e provavo a via, se non costa troppo, e ho zappato un accordo commerciale e adesso 2000 e de che noi, adesso primo del Narzo, adesso 2019, e ho cominciato questa trasmissione. Con orgoglio naro, che la prima cosa che io sono mandato in onda in assoluto è questa regola di Simone Contu su film. E quindi io sono mandato in onda metà film, metà produzione, come i test capitanti di autoevoluzione in Prusu, grazie a questa legge 22 su 2018. Su disizzo che devo tenere Sarasa sta diventando realtà, cioè Mommotti ha da produrre una trasmissione di letteratura e è andato in onda in TV. Karen ha da fare una trasmissione del cantatenore e è andata in onda in TV. Alberto Masara, Sky Servicista, fa una cosa subito della bicicletta, è andato in onda in TV. Cioè, è TV che diventa sul luogo di ogni produzione, poi pone il suo contenuto suo, poi imparare in spazio, commenti che sia su sua. Poi questo spazio televisivo di un canale in sardo deve essere questo spazio della collettività. Sul ruolo mio è solo questo di narrare, dai, che il caso di regolare sul traffico e di fare andare in onda questa cosa bella, che siente coerente, che siente interessante. Ma non satiro, essendo che questa Sardegna è di 1,5 milioni di abitanti e se tu pensi che se io scommetto quartieri di Roma, canta gente intelligente di arte, canto artista, sa persona sa degli aiuti, che ti fa cose, noi siamo una terra di artisti, sa di gente che dà un montone di idee, da sordinausu e tocca da dismiti di pensare, di guadagnare su questa gente o di se impiccare a pare. De peso cliccare de vai logos commuso de condivisione e può crescere tutto, se no da gabbao sempre brigandesi e tu isi e tu in Masazzao ed è sortighe d'un meo, non può essere così, non può essere da diase, si deve peso a zuai su più possibili e la TV nasce di come si considera questa public company e viene cercando a essere amministratore adesso è una public company. E Sardegna 2024 intre questo progetto itte vaghere. Sardegna 2024 dopo temporata con una casualità fu in un'azienda che dava da temporata, poi questa azienda è finita ed è comprato questa scuola. Sardegna 2024 è questo giornale, penso una caporedattrice di Spanto, che è Maria Barca, che è brava a meta, e nasce come
giornale di turismo ed eventi online di crowd journalism, che narra che sa redazione, sta mini redazione e chiunque, cioè calesi persone, tu i guru poi se ti vuoi iscrivere e poi se pone sanoa che questa trasmissione anda in onda crasa. Due sfide. L'importante è che non faccia pubblicità, ponare cose materiali, tipo bene mobili o cosa di asi, dove ognuno può pubblicizzare un evento, un attovio, una vesta, calesi e cose. Stando sempre in questo sconto, Store, commente sul giornalismo, sa comunicazione trattano sa lingua e sa cultura nostra. Tu hai te idea tenes, i te ies? Deu più provincialismo. Ponare, quando bessi sanoa in sul giornale, è scritto ragazzino di Orani dà esame in limba. A me mi chiamica su buddiore proprio. Su San Conca. Ogni cosa che sta cappiata, a noi è tutto questa eccezionalità. È anche una fatalità, è successo, chissà come. Cioè, ponare, quando ho fatto come sta diretta Sant'Efesi, non ho comunicato in nessun luogo di lingua sarda. In nessun luogo. Quando sta gente con sta TV in sardo. Che è una cosa normale, cada fedesse una cosa normale. Oh, raga, ve lo dico, scusatemi già da adesso, forse parlerò in sardo. Ma quando mai? A parte che sei in mia le metto in raga da Mimmi. Ma si dà su sardo, questa normalità di questa lingua, è stato atteso, più che tutto del suo giornalista, sa. Cioè, quando ti ha fatto questo esame, poi sul sito regionale, ti ha messo la lingua sarda e commenta criterio d'esempio, voi siete, non scusi, lamentare, ma voi siete educazioni, poi sono giornalista, mi sento discriminato. Ma quando mai? Ha renegato con babbo e mamma tua, che tanto voi italiano, e tanto impedito di tenere la seconda lingua. Poi non è che questa cosa deve da zuavo, sa satire, poi si fa l'esame in inglese, non passa ante tutto. Cioè, non è che hai su sardo sul problema è tutto un attimo. Cioè, quando devo andare, sono passato a fare una conferenza a Rennes, ad fatto in inglese. Tutta questa gente che vuole in inglese, poi da fonti tutto, sono rappresentante di questa minoria europea. Adesso andavo a tipo Vizzusolo a rappresentare la Sardegna, sono andato con Luigi Cocco dei Nocche, che ha avuto questa idea i spraghe sul verbo di EIA TV, cosa che ho fatto, come noi teniamo su 40 partner che hanno fatto EIA TV a compartire film contenuto audiovisivo con Catalogna, Paesi Baschi, Bretoni, Galles, Irlanda del Nord. Tutto sono loro di minoria d'Europa. Sì, che dentro non sono problema nostro, cioè tutto su. Cioè, noi abbiamo fatto una conferenza a St. Mary's University a Belfast, poi allegare diretto linguistico in media, e tutto su diventa su tantissimi problema nostro, anzi, questo poverito sotto sposto su noi, e mi negare pure. Tore, come si striballando? Il progetto in questo mese venidore, considerando pure che questa pandemia di sicuro ha cambiato il suo modo di triballare? Sì, ma noi si commenta a TV, su core business nostro è diventato streaming in assoluto, cioè noi siamo ormai su meta vortes in questo, posso narrare di un orgoglio che forse sia su un leader di questo mercato ormai, ma non è a TV solo come nucleo di questa azienda, su dipendenti schinete, e a TV con curso dipendentes e con tutti i suoi collaboratori che tenevo, cioè Monarre oggi la regia su badminton è Davide Corona, e Oxide che è stata l'azienda ma partner nostro, in Smezzi Foundation di Edoardo Mattacena, questa azienda sua, e Giulio Giambalvo, questa azienda sua, cioè è sempre un puzzle di mezza gente brava che in Ghiria dove va questo mondo e noi si fa questa parte più su commerciale e questa parte più su di organizzazione scusa che secondo me che devo fare bene su questo progetto a me sono 13 e la TV fai crescere sul canale, di stabilizzare, fai crescere queste competenze a intro del suo canale e in giro del suo canale, con binchi di tutte le produzioni, se pensi a Domo del Giana, a entrare e a partecipare, a collaborare con noi, poi Tadeo credo che sia il logo che tutti so che sono bravo a fare queste cose, te penteste varisi, insomma te si il logo e quando all'umma questo canale deve pensare, c'è, bellissimo, c'è questo deve succedere.
Poi post produzione cinematografica, se ho finendo come di montare un film con Rossella Fa, e ho fatto un musicarello, un vago in sardo, un vago italiano, con queste canzoni di Rossella. Se ho come ho presentato un film di Andrea Cannas, Mira Sadì in sardo, a suo del suo primo atto antifascista, e sono antifascista in Mogoro, in sa seconda guerra. E poi se uso Pobesidi, devo presentare in Israele su primo film sulla Grazia dell'Edda, e ho fatto in sa pandemia e ho arrecolato circa 500 province e un centinaio di province di Vizzinasa per il ruolo di un film io devo interpretare Grazia dell'Edda. Sul film L'amore e la gloria è scritto e sperato di dopo in produzione, poi ho fatto un film con su province cercando grazia, finanziato sul Ministero della Cultura, che è sto ispanto e adesso è una cosa meda bella. E invece in Attonzu fai un cortometraggio con la regia di Paolo Carboni che si narra da Polvere, che conta da quando è arrivata sa eroina a Castello negli anni 80 e sul film in Castellaio. Un'altra cosa che vuoi fare è che secondo me è di importo. Ponarre e gli TV trasmetti di ponarre sa sartiglia e su commento è in tre lingue: sardo, italiano e inglese. Commente terbeda questa idea, soprattutto commente sa gente rezzi di questa noa. Beh, bene. Quando ho fatto su 2020 che siamo morta in ho fatto Vizpo sul Redentore, su un'icorde che ho vinto noi Sapalto è stato in tre limbas. E poi i sospiro non sono stornato in seguito, poi questa cosa grada e funziona. No, è stata arrezzia bene e meda, ma questa cosa pure spantosa, meda sanarita, va bene in inglese, ma in sardo cosa serve? Sempre dopo su inglese poi su sardo, poi ho fatto sull'insardo, però questa gente non devo comprendere, questa gente non di essere costa, e si sforza e devo comprendere del russo. Però quando tu fai queste statistiche certificate, se biese che 2000 IP in Argentina andavano dirette in sardo. Di certo un po' inglese, mi pare una cosa difficile. Comprendo che se si lompio con dei pistillompede, si streaming, si dà l'opportunità di lompere da tutto il mondo, bene, provavo su tutto, sa sandra se vuoi lompere da tutto il mondo, si vuole andare in inglese, beh, tenere su gente che legge in inglese, benissimo, ma su sardo non ti potevo escludere, di poi tagliare più si lompere da tutto il mondo. Con l'arte di Sant'Efisi in inglese non si sta ancora fatto. È una cosa che adesso minimo che bisogna sanno, ma cosa ci costa prendere il clean feed, il segnale pulito, passarlo in una regia con due vicini di Castello che volete andare bene in inglese con due scuffie se conti Sant'Efesi. E ti costa? Niente. Ma cosa fai? Tu li ascolti all'italiano? Cioè, è sempre un sortighetto, un marronato. È maleguro. Marronato poi sa voluto che essi bestia, però tanto è solo sa mia. Comprendo, ma quando poi biese tutto sicco in ghirio, prima o poi si cagna entra da sorturo. Serrande questa regionata, un biso che tiene storia. Non ti da parlare mai su biso. Chi si può narrare? Su biso è sempre questa Sardegna libera e indipendente, però si deve avere un biso non più a portata di mano. Su bisu che denzo è de chi fizzo meuso denzo tre spipioso che denzo questa possibilità di vivere in una Sardegna pulita, culturalmente avanzata, alla pari dell'Europa, non emarginata, e poi può sentire issoso bisai ancora e che nemmo sono disposto a narrare tu e voi se solo gusto che purtroppo si nasce in Sardegna. Tore, ti do grazie a questa passione, a questa competenza, per le idee che hai esposto fino a oggi e speriamo di non biere varisi, a tenere borta, a questionare di Sardegna, dell'invasarda, di una Sardegna più libera, più pulita e con la gente e con i soldi che amano di più la terra questa. Speriamo, grazie a voi, grazie.